Il mattino ha l'oro in bocca, oggi risveglio, l'ultimo, una lacrimuccia ci scende dagli occhi, l'ultimo risveglio sulla traversata carnica, perché oggi è l'ultima tappa. Una tappa che ci vedrà percorrere la fine di questa incredibile dorsale che abbiamo attraversato da ovest verso est. Arriveremo praticamente al confine con l'Austria, nei pressi del confine di stato della dogana di Coccau. Coccau è proprio il paese che raggiungeremo oggi. In una tappa abbastanza tranquilla, perché sono 18 km di percorrenza e circa 850 metri di dislivello. Siamo già in vista delle Alpi Giulie. Alpi Giulie significa anche Slovenia. Di fatto siamo a un passo dai 3 confini nazionali, Italia, Austria e Slovenia. Dopo, alzandoci sulle ultime creste, vedremo bene i territori che sono contermini a questa zona di incredibile bellezza naturalistica. Già ieri abbiamo attraversato diversi boschi dove si respira proprio la natura. Anche oggi ce ne sarà un po' per tutti da questo punto di vista. Non so quanto renda l'audio, perché sicuramente non rende l'idillio di questo bosco. C'è da dire che anche senza essere esperti ci si rende conto che questi boschi sono centenari e danno rifugio sicuramente a tantissime specie sia vegetali che animali. Ce ne parla meglio di questa cosa il nostro amico faunista, a cui passerei la parola. E qua ci troviamo nel cuore, diciamo, della foresta millenaria di Tarvisio, una foresta che negli anni si è mantenuta molto, molto naturale, questo grazie anche a una oculata gestione faunistica. Non per niente il Tarvisiano è diciamo, la zona con la più alto tasso di biodiversità, non solo dell'Italia ma di tutta Europa. Dobbiamo solo fare un piccolo esempio: in una zona piccolissima a livello, diciamo, europeo, come può essere la zona del Tarvisiano, c'è una biodiversità che è molto molto più alta rispetto ad esempio a tutta la Scandinavia, e questo è anche dovuto all'aiuto della particolare posizione biogeografica in cui ci troviamo. Qua non solo siamo nella zona di confine proprio fra 3 stati, quindi l'Italia, la Slovenia e l'Austria, ma siamo anche in una particolare confluenza di 3 catene montuose, quelle che sono le Alpi Carniche, le Alpi Giulie e le Caravanche. Inoltre, unito a questa cosa qui, siamo anche sul confine di 2 principali bacini idrografici che ci sono, che sono il bacino danubiano, e poi questo si unisce al bacino idrografico italiano, cioè quello del tagliamento. Questa particolare situazione proprio geografica ha permesso il mantenimento, ma anche l'arrivo, che ultimamente insomma ci stanno anche arrivando nuove specie faunistiche molto importanti. Sta di fatto che in questa zona qua ci troviamo praticamente tutte le specie alpine che possono starci, quindi non solo tutti gli ungulati, quindi dal cervo al capriolo, al camoscio, allo stambecco, ma anche presenze un po' più, diciamo, importanti, quali potrebbero essere quelle dei grandi carnivori. Abbiamo tutti i grandi carnivori alpini, quindi partendo dall'orso abbiamo la lince, da pochi anni è arrivato anche il lupo, ma anche specie che stanno proprio da pochi anni stanno arrivando da noi. Questo grazie anche al fatto che nella zona in cui ci troviamo è un importantissimo corridoio faunistico. Il Tarvisiano funge anche da un po' da polmone per queste specie animali, che poi dal Tarvisiano si espandono anche nel resto, diciamo, del Friuli Venezia Giulia.
sella di Bistrizza rappresenta la base per l'alpeggio durante l'estate. Your eyes caught my gaze, and everything changed. I look around now and then, wanna find you again. All the highs, all the lows, you can find me in marigold. Oh, you can find me in marigold. Oh. I've been drifting, dreaming of that place, the moment we made. Live it over, watch you fade away every day. Now I look around now and then, wanna find you. Basta girare un angolino di queste montagne variegate e multiformi che tac, come si prospettava all'inizio, siamo proprio davanti alle Alpi Giulie, quelle severe. Addirittura ieri ha nevicato in alto. Joffre Montasio, Joffwart, dietro l'abete. Si vede anche il Monte Lussari col suo santuario sulla cima e la pista di discesa di Prampero, conosciuta a livello europeo. Noi proseguiamo tenendoci a sinistra su questa dorsale per andare verso la sella di Bartolo. Qua le Alpi Carniche stanno cambiando, sono stanche le Alpi Carniche, qua vogliono finirla, iniziano a scendere, si sono fatte erodere, non hanno più la forza di spingere su altre vette e quindi gli dà il cambio, le caravanche gli danno il cambio le Alpi Giulie. Noi di Alpi Carniche adesso dopo 11 giorni possiamo dire di conoscerle nell'intimo. Tra l'altro, piccola particolarità geologica, questo cocuzzolo che sta sopra la sella di Bistrizza, che è il Monte Osternig, è di fatto costituito dalla stessa identica roccia del Monte Coglians, la grande barriera corallina del Devoniano, che è unica a livello europeo. Di fatto presenta sotto questi prati l'ultima propagine orientale di un arco composto da Coglians, soprattutto Osternig, Cavallo di Pontebba, Creta di Collinetta e quant'altro. Salita della traversata carnica verso il Monte Goriane. L'ultimo balcone, altre montagne. Abbiamo cominciato 11 giorni fa con una balconata sulle Dolomiti, finiamo dopo 11 giorni di traversata carnica con una balconata sulle vicine Alpi Giulie, tutt'altro tipo di montagna. Diciamo che per adesso ci siamo riempiti
Ovviamente gli occhi di bellezza, abbiamo fatto 11 giorni veramente fuori dal mondo e adesso pensare di scendere alla civiltà, non so Davis cosa pensa, ma un po' di magone c'è. Del resto ci manca proprio solo l'ultima discesa e fa un certo effetto, devo dire, anche aver girato la dorsale e non aver più altre dorsali da salire, da attraversare per arrivare a un rifugio e ricominciare il giorno dopo. Qua proprio dobbiamo solo scendere verso il paese di Cocao e sarà terminata la nostra avventura. Ci siamo, si sentono i rumori del mondo di fondovalle, rumori a cui non siamo più abituati dopo 11 giorni, devo dire. Con questa avventura della traversata carnica che abbiamo documentato speriamo di avervi messo una piccola pulce nell'orecchio, specie se vi piacciono percorsi poco battuti, fuori dalle masse, dove si cammina per ore avvolti da una natura veramente quasi primordiale. Mancano 20 metri di dislivello alla fine della traversata carnica. Non siamo ancora sulla strada quella giusta, quasi. Noi l'abbiamo fatta, non resta, no Davis, che dire un bel arrivederci, auf Wiedersehen, un biel mandi si dice in friulano. Vi vogliamo vedere tutti sulla traversata carnica, Ciao!